La mostra del cinema di quest'anno, con un numero minore di film rispetto al passato, ma con un'ottima qualità, ci parla della crisi nel primo film italiano in concorso. È stato Il figlio di Daniele Cipri con Tony Servillo. È un racconto in un tempo futuro, ambientato in un quartiere di Palermo in cui un uomo in un ufficio postale racconta una vicenda di 30 anni prima, di una famiglia che dopo l'uccisione della figlioletta e la relativa disperazione vede aprirsi uno spiraglio di speranza in un cambiamento economico grazie ad un risarcimento dello Stato. In concorso alla mostra anche The Master del regista scandinavo Paul Thomas Anderson, che in conferenza stampa ha raccontato questa intrigante storia d'amore e di amicizia nell'America anni 50, prendendo spunto liberamente dalla setta Scientology, con gli attori Philip Seymour Hoffman nella parte del Master e Joaquin Phoenix in quella di Freddy.